con tanta indifferenza, senza l'amore di Cristo, diventa un pericolo. Oggi le notizie del telegiornale di come i genitori uccidono i figli nel letto ai bimbi di 2-3 anni è diventato quasi come un costume, una moda sta diventando uccidere i bambini. Ma questo c'è il diavolo in queste cose. Uccidere il proprio figlio nel sonno, la propria moglie, il proprio marito, il proprio papà, per la pensione, per i soldi. Monte Calvario, ma chi stai aspettando? Fai pace con Gesù di tutte queste colonne solari, tutte queste luci in testa a tutti questi pupazzi. Sono pupazzi, sono pietre a forma di donna, sono pietre a forma di uomo. L'anello dalla luce e l'immagine qua si accende e il frigorifero mantiene la carne e l'acqua fredda. L'anello toglie la corrente e il frigo non c'ha più possibilità di rendere fredda l'acqua e quindi scompare la luce intorno a questi pupazzi. Ma come potete sperare se colui che un giorno ha detto sia la luce e luce fu può essere paragonato a un pupazzo? I pupazzi sono gli uomini che adorano queste cose. Il Dio è vivo. Amen. Il Dio è spirito. Se tu questa sera vai in ospedale a vedere tutta questa povera gente che sta lì, purtroppo ne sono a migliaia, a Cardarella, a Pascale, te lo devo dire io, ognuno ha il suo pupazzetto in testa alla colonia, ognuno tiene una figurella che buonissima. E la malattia aumenta sempre, la malattia aumenta sempre, non c'è risposta, non ci sarà mai risposta, poiché l'ha fatto le mani umane. Alleluia. Amico, tu c'hai i capelli bianchi come me, fai presto perché la tua vita è in pericolo. La vita dell'uomo a una certa età vissuta è in pericolo. Perché se tu muori senza Cristo c'è l'inferno. Tu tieni obbligala significa che sei stato creato. L'obbeligo è l'inizio della tua creazione. L'obbeligo è la testimonianza che Dio ci ha fatto. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Gloria a Dio.